Io vivrò, tu esista o no. Cantavano i Pooh nel 1974 e ho fatto un restyling di una loro canzone per quanto riguarda una delle mie preferite, con un testo bellissimo e una vera e propria poesia in musica. Inutili memorie è il titolo. Ma bene, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti, tra un po' saluti ad Amedeo going, non l'ho più fatto, a Grillo che è qui seduto vicino a me, giocheremo, canteremo, andremo a leggere i messaggi nel terzo tempo e sarà un giovedì, un'altra bella serata da passare insieme. Sono le 20:09. A proposito di richieste, Fabrizio, abbiamo la prima richiesta di stasera. Posso dirlo, Fabrizio, che inizio! Ciao Casa Peiretti. Ciao Enrico, mi fai ascoltare la canzone di Cocciante, Margherita, da Gianni di Torino? Ma certo Gianni, ad una condizione, che la cantiamo tutti insieme, anche perché il Peiretti è giù di voce, quindi mi serve il vostro aiuto, mi serve il vostro coro, il vostro entusiasmo, il vostro affetto e mi servono tanti messaggi, mi raccomando, non mi deludete. Margherita, dedicatissima a Gianni. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, fare in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non si annera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi il sole domattina come non hai fatto ancora, e per poi farle cantare le canzoni che hai imparato. Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera, e poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita
Lo so che non l'avete mai sentita così. L'ho fatta oggi, mi sono messo lì, mi sono messo qui nello studio verso le 9:30, ho finito alle 4. Ho detto voglio rivisitare un po' un classico come Margherita e farlo un po' rock, un po' tanto, Fabrizio, forse un po' troppo. Vabbè, ma d'altra parte ognuno può. È un'idea, no? È un'idea. Mi sa che se la sente Cocciante mi dice: ma Peiretti sei impazzito? Io è nata pianoforte voce, ma hai messo sembra il Dream Theater su Margherita. Va bene, non importa. Adesso però questo sì che importa. Ma ve lo prendo, ma ve lo faccio vedere. Guardate che bello lo zainetto di casa Peiretti. Anzi no, scusate, lo zainetto di Rete 7, marchiato Rete 7. E potete vincerlo e potete portarvelo a casa, così potete regalarlo. Potete fare un bel omaggio magari alla persona che amate o al vostro nipotino, chi lo sa. È semplice, io vi do degli indizi che portano dritti a un oggetto misterioso che è nascosto qui dentro. Quale sarà? Vabbè, ormai sono 2 sere che girano questi indizi, questa è la terza, amici a casa, mi raccomando, non è difficile. Gli indizi di questa sera sono fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Repeat for you. Fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Bene, vediamo un po' se qualcuno nel secondo tempo ha il coraggio di prendere il telefono e comporre il 378 4080 506 e parlare qui in diretta con me e giocare qui in diretta con me. Proprio come ha fatto qualche giorno fa il nostro amico di Torino, che stamattina è andato a Rete 7 a ritirare il suo premio, il suo zaino. E lo sapete, se un amico di casa Peiretti, un amico di Enrico va a Rete 7 viene intervistato. Vai regia con il video. Ciao Enrico, siamo qui con Gianni che si è aggiudicato lo zaino ufficiale di Rete 7 che gli consegniamo. Gianni, complimenti. E tra l'altro so che c'è un retroscena legato a questa vittoria, a questa conquista. Ma sì, diciamo che, non lo so, io ero con mia moglie a guardare il programma e mia moglie mi fa: guarda che c'è un bello zainetto da vincere, visto che mia moglie ha già vinto il buono da Sinatra. E così ricordiamo che c'è anche la tessera di Sinatra che ha vinto, quindi siete in famiglia. Siamo in famiglia. E allora gli ho detto, vabbè dai, guardo un attimo, e niente, ho letto queste parole qua, c'era scritto arte, nero, e poi sotto c'era scritto Cocciante. E io subito mi si è accesa la lampadina e ho detto Cocciante. Poi ho guardato sopra, ho detto arte, mano, nero. Allora ho detto, ma mi sembra la canzone Un secchio di vernice. No? Io ho detto, ma per me c'è un barattolo di vernice. Mia moglie fa, ma figurati se c'è un barattolo là dentro. E io ho avuto la fortuna che la seconda telefonata sono riuscito a prendere la chiamata. E niente, alla fine gli ho detto questa, non sapevo il gruppo, perché c'era anche la parola gruppo, non lo sapevo e lui mi ha spiegato, Enrico mi ha spiegato il gruppo cos'era, adesso non mi ricordo la parola, e niente, alla fine mi sono emozionato perché mi fa, hai vinto lo zainetto, c'era proprio un barattolo di vernice dentro, ovviamente vuoto perché sarà pesante, povera Alessia, ciao Alessia, gli piegavo un pochettino. E niente, sono stato contento di partecipare, ovviamente ho detto, l'emozione è stata la vincita, non è tanto lo zainetto, perché zainetti uno... Il zainetto per cosa lo userete? Magari a fare la spesa con il buono da Sinatra Gallerie de Beauté, non lo so, ipotizzo. Sicuramente sì, a parte che già mia moglie mi ha già prenotato, mi ha detto quando andiamo in ferie noi lo portiamo, ci mettiamo le robe dentro, andiamo in giro con lo zainetto, mi ha fatto piacere. Senti, un bel messaggio per Enrico, magari un'altra canzone Cocciante, quella con cui hai vinto, e adesso una richiesta nuova magari. La richiesta nuova mi farebbe piacere sentire una nostra canzone con mia moglie, magari di Renato Zero. Quella mi fa piacere tantissimo. Comunque ringrazio tantissimo Enrico, la redazione, tutti quanti, veramente ci tenete di compagnia la sera, quell'ora, e veramente, guarda, siete fantastici. Ciao Enrico, ciao Alessia, grazie a tutti, grazie mille. Grazie. Magari Renato Zero, dedicatissima. E nel secondo tempo fate come lui, provate a indovinare per vincere lo zaino.
Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari magari toccasse a me, o esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà. Magari magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, con certo mestiere anch'io, mi provi. Mi provi. Idraulico cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali, che ho un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani. Io sono pronto a fermarmi qui, se il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più, da questa altezza sai, non ci si salva mai, mi ami. Magari a grande richiesta. Adesso però voglio ancora una volta andare a leggere gli indizi del nostro giochino per vincere lo zaino. Mi raccomando, telefonate tra un po' al 378 40805 378 4080 506. Gli indizi sono fai da te, è questo, fai da te. Voi partite dal fai da te. Decoratore, ma sul decoratore è un po' difficile, però acqua, biglietto e naso. Insomma, se non scrivevo io naso negli indizi, chi lo scriveva? Sono arrivate tante richieste in questi mesi, con un unico comune denominatore, si dice così, della canzone. Il titolo è Rossetto e caffè, e questa sera insieme a me Amedeo Agrillo. Ciao Ame, buonasera. Apri. Ciao, buonasera a tutti.
serata da sola in compagnia, quando ho bevuto senza te. Mi lascio indietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di sentire te. E lo so che tu non t'arrabbi di più, come hai fatto già prima con me. E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te che mi conosci e sai che amore per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte tu ti ami e corra con te. E adesso le mie labbra sanno solo di te, e il gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Guarda che luna, prima di andare via, vuole vederti ancora mia. Un altro bacio, una sigaretta e te, sembra quasi di fumare il tuo profumo. Tu sei molto di più, solo tu e niente di più, e di me che amore per me. E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te che mi conosce, sai che amore per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte tu ti ami e corra con te. Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Amedeo Grillo! E adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Ciao, benvenuto, Ciao, come stai? amico Bene? mio, benissimo, No, ma guarda, non dico benissimo, così. sono in perfetta forma fisica. Guarda, vado a correre stasera, Siamo proprio finisco messi Casa Veneti, vado a male, correre da Luserna a pronto soccorso. Mi fermo qui, tanto ormai tra denti e influenza potrei fare la trasmissione direttamente di là, secondo me. Allora, Amedeo Grillo, No, dai, che dai, bello sì. che c'è Amedeo Grillo, anche perché ha preparato una scaletta fantastica. Stasera tardiamo un pochettino la pubblicità perché voglio ancora far cantare un brano bellissimo al nostro Agrillo, un brano di Umberto Tozzi dal titolo Stella, stai! Stai, stella, stai su di me, questa notte è come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io. Polaroid, stella, stai, dolce vento di fulano, visto mai, che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Stai, stella, stai, come lei, meno donna, un po' più che lo sa, tanto sei la mia stella, stella, stai con forma di essa, con tuo piede sulle gas, quando sto per sospirarti di più.
tuoi occhi, se no, che torna a fare a questa porta, voglio tenerti fra le mie braccia, altrimenti torno a lei, lo sai, per questo stella stai. Ciao Canada, te ne vai in bicicletta, che chissà, dammi altro che vuoi, ma ho bisogno anche di te, stella stai, su di me, questa notte su di me, stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più, sì, stai, stella stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando al sole stai e la vuoi e ti vuoi e non dormi, resta mai, stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più, stai, ora non giuro adesso, chi viene fuori sei tu, trovando un figlio si può, dagli i tuoi occhi, se no, che torna a fare questa porta, voglio tenerti fra le mie braccia, altrimenti torno a lei, lo sai, per questo stella stai. Per sospirarti di più, 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 per sospirarti di più. Amedeo Agrillo. Scivola. Finisci che cadi. Allora, pubblicità, però prima la pubblicità ancora una volta gli indizi perché magari qualcuno non se l'è segnati lì sul tacchino, sul famosissimo tacchino, si segna tutto sul tacchino. Allora, povero tacchino, fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso portano al nome di un oggetto nascosto qui dentro, provate a indovinarlo tra 3 minuti e mezzo telefonando al 378 4080 506. Adesso pubblicità. Allora, non sbircia, scusa, via con le telefonate, ancora andiamo a vedere gli indizi, vai regia, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole, ah sì, aspetta, scusami regia, hai ragione, vediamo un po', eccoci qua, vediamo se c'è qualcuno che ha subito il coraggio di telefonare in diretta, bravissimi, avete aspettato il momento giusto, vediamo un po', ciao, chi sei, da dove ci chiami? Andrea di Borgomanero. Andrea, ti piace questo gioco, Andrea? E tutte le sere sei in collegamento con noi e mi fa molto piacere questo. Vediamo un po', allora. Per me è una candela. Aspetta, facciamo un po' di... Allora, aspetta, fai già tutto tu, Andrea, fantastico. Allora, va bene, tu dici che è una candela, Andrea. Spiegami come sei arrivato a candela. Andrea, devi abbassare il volume della TV per cortesia, grazie. Vediamo un po', mi senti? Allora, naso perché profuma. Naso perché profuma. Sì, ma devi abbassarmi il volume della TV gentilmente, Okay. Andrea, perché altrimenti ho un ritorno e non ti sento, ma neanche i nostri amici a casa. Allora, naso perché profuma. Sì, Biglietto perché si può anche regalare con un biglietto. ci può stare? Poi fai da te, la puoi fare. Sì, hai ragione. Si può fare. E decorazione sono decorate. Hai capito? Secondo te è una candela? Secondo te, Amedeo? Io penso di sì. Tu pensi che... Cioè, gli indizi c'erano? Ci stanno. Ma che gli indizi c'erano, ma non è una candela, Peccato. amico mio! Non è una candela, mi dispiace tanto. Va bene, la prossima giro. Riprova Ciao, domani Amadeo. sera. Grazie, amico mio. Ciao. Ciao. Grazie mille.
Ma tutte le sere ci prova, ma prima o poi arriva lo zainetto a Borgo Manero. Allora, altra telefonata, vediamo un po' chi c'è, chi non c'è. Pronto, chi gioca con noi? Chi sei? Buonasera Enrico, sono Massimo, Massimo da dove? da Carmagnola. Massimo da Carmagnola. Allora, fai da te, decoratore acqua, Ciao. biglietto naso, cosa c'è qui dentro? Provaci. Non sono tanto convinto, ma potrebbe essere un dipinto? Un dipinto. Lo sai che Eh. posso dirti una cosa? Un quadro, un dipinto? Ci sei andato vicino perché parliamo comunque di una cosa artistica, ma non è un dipinto. Grazie amico mio, Ma- salutami Prego, Carmagnola. è stato un piacere. Ciao, Ciao. grazie di cuore. Ciao. E neanche a Carmagnola lo zainetto finì questa sera, magari domani sera, chi lo sa. Penso Abbiamo che... un'altra telefonata, vediamo un po' sempre al 378 4080 506. Pronto, chi sei e da dove ci chiami? Ciao Enrico, dopo Andrea di Borgo Manero, Andrea di Borgo Masino. Ma siete vicini Borgo Manero e Borgo... vabbè, dove sei? Borgo? hai detto? No, credo che saremo a una 70 di chilometri. Io sono ok. nel pieno del Canavese, Borgo Manero, Esatto, sì, è provincia vero. di Novara. Ok, allora, Non ci conosciamo. amico mio, allora, io Sì. vorrei già cambiare l'oggetto, però finché non lo indovinate, fai da te, decoratore acqua, biglietto naso, provaci, vai! Allora, mi sono consultato con un paio di scienziati della NASA, siamo arrivati alla... Guarda, abbiamo pensato che possa esserci all'interno un vaso. Un vaso. Un vaso. Cosa ti hanno detto gli scienziati della NASA? Perché vaso? Perché fa rima con naso? Perché fa rima col naso, certo. Poi? No, beh, credo che il naso di un vaso sia anche un po' il suo beccuccio, no, che c'è in alcuni vasi. L'acqua, quando butti l'acqua nel vaso per annaffiare. Poi allora, decoratore, perché vabbè, ci sono vasi che possono essere tranquillamente decorati, fai da te, non so, prendiamo la scena di Ghost, no? La si fa il vaso e quant'altro, con biglietto, perché magari, non so, quando di beneficenza il biglietto dal vaso, Io ti oppure ringrazio. magari... Innanzitutto salutami tanto i tuoi esperti della NASA, ma questa sera Piretti ha battuto la NASA, perché non è la NASA, non ha battuto il naso, non è un vaso, mi dispiace tanto. non so più cosa fare. Riprova domani, pensate bene, Studia stanotte, vi ho dai. dato anche un indizio prima, copri che ha freddo, grazie amico mio. Buonasera ad Amedeo anche, buonasera. Ciao, grazie, buona serata. Ci sarebbe ancora il tempo di una telefonata, vediamo se qualcuno ha il coraggio di mettersi in gioco con noi, certo che sì. Pronto, chi sei, da dove mi chiami? Ciao, sono Matteo, Matteo, da dove? da Biella. Matteo da Biella. Allora, gli indizi ormai li sappiamo, fai da te decoratore acqua, biglietto naso, secondo te cosa c'è nascosto qua dentro? Vai Matteo. Secondo me è pennello. Un pennello, è già anche stato detto in queste sere, non è un pennello, mi dispiace cavolo. tantissimo. Grazie Matteo, ciao. Grazie a te, ciao. Buona serata, ciao Matteo. E io abbasso il volume del telefono, prendo lo zainetto con l'oggetto misterioso. Cosa? Sicuro che c'è qualcosa? Certo che c'è qualcosa dentro, certo. E non indovinano. Posso darti una mano? Anzi, posso dare una mano? Tu di che squadra tifi? Napoli. Boh, questo è un indizio. E un altro indizio, Napoli, vabbè, da adesso in poi. Senti, a proposito di Napoli, Amedeo, facciamo una cosa. Facciamo una canzone insieme, perché è una canzone di Gigi D'Alessio che a me piace molto, è mezza italiana, mezza napoletana. Italiani faccio il napoletano? Ma dai, una magica storia d'amore è la nostra che ci collega insieme a voi tutte le sere. Gigi D'Alessio. Sembri quasi caduta dal bianco telone di un cinema o da un noto giornale che parla di pubblicità. Io per starti vicino ho dovuto cambiare pellicola, ma ti arrabbi dicendo che sono il tuo tipo a metà. È una magica storia d'amore con te. Vetri un po' fotocromatici
e il vestito che fascia quel fisico quasi da star. La bellezza ti fa diventare ogni tanto antipatica. Sarà l'aria da diva che in fondo sta bene anche a me. È una magica storia d'amore con te. E adesso tutti! Male, 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 me fai male, tu mi stracci come fosse una giornata senza pagina a colore, non mi vuoi leggere. Sono sicuro che mi mette a piangere. Tutti! Si non ti vede nata sera. Amore, 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 piano piano nel tuo cuore. Ma non servono dottore, ma l'amore mi fai male, fa presto a cinema, non mi fa vedere come brutta vita senza te. Qualche volta mi dici che sono un po' troppo retorico, che il mio modo di fare si adatta per caso con te. E parlando d'amore divento anche più problematico. Sarà questo che in fondo ti fa litigare con me, ma è una magica storia d'amore con te. Adesso insieme a noi. Male, 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 me fai male, tu mi stracci come fosse una giornata senza pagina a colore, non mi vuoi leggere. Sono sicuro che mi mette a piangere. Si non ti vede nata sera. Amore, 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 piano piano nel tuo cuore. Ma non servono dottore, ma l'amore mi fai male, fa presto a cinema, non mi fa vedere come brutta vita senza te. Posso dirti una delle mie preferite di Gigi? Poi al concerto qua si salta, si balla e non mi vuoi leggere. Sono sicuro che mi mette a piangere. Si non ti vede nata sera. Amore, 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 piano piano nel tuo cuore. Ma non servono dottore, ma l'amore mi fai male, fa presto a cinema, non mi fa vedere come brutta vita senza te. E qui finisce la seconda parte di Casa Peiretti. Ce ne aspetta una breve ma intensa con tutti i vostri messaggi, forse ancora una telefonata per il gioco e abbiamo ancora cioè dovremmo allungarla del doppio, però voi restate lì, non cambiate canale e noi torniamo fra 3 minuti esatti. Spaccati! Pubblicità! Amedeo, non te lo dico, è inutile che nella pubblicità ci stai qua dentro. No, poi anche tu mi fai, sei di Napoli, questo incuriosisce vuol dire Napoli un bell'indizio, dovremmo aggiungerlo là tra gli altri. Vediamo un po', subito una telefonata, vediamo un po'. Pronto, chi sei, da dove ci chiami? Ciao Enrico, sono Tiziano da Savigliano. Tiziano da Savigliano, benvenuto in Rete 7, benvenuto in Casa Peiretti, ormai il gioco lo sai, ci sono quegli indizi, la scritti in alto che portano all'interno dello zaino, di un oggetto all'interno dello zaino. Secondo te cosa c'è nascosto qui? Vai! Potrebbe essere un pulcinella? Un pulcinella? Un pulcinella? No, ma diciamo che hai preso il palo. Grazie lo stesso. Grazie. Ciao. Non è un pulcinella. Ho capito, dai, Tu hai già capito? Amedeo ha capito! Attenzione, Amedeo ha capito! Non suggerire, non dire niente. Vediamo un po', ce ne avremo ancora tempo. Sì, l'ultima però, perché siamo già in super ritardo. Pronto, chi sei e da dove ci chiami?
Ciao, sono Alessia da Torino. Ciao Alessia da Torino, ciao. Allora, Ciao. secondo te? Maschera. Una maschera, perché? La maschera fai da te per proteggere il viso. Potrebbe essere. Il decoratore usa la maschera per comunque proteggersi da sostanze inalatorie. L'acqua, c'è la maschera subacquea. Sì. Con biglietto abbiamo pensato un po', non so, al mondo del cinema, del teatro. Sì, potrebbe. E con naso? E il naso, la maschera copre il naso. La maschera sopra il naso, soprattutto se si parla di Napoli, c'era un giocatore che si chiamava Osimhen che si era fatto male e lui giocava con la maschera. La maschera è anche chi ti prende il biglietto al teatro e ti accompagna al posto. La maschera fai da te, donne all'ascolto, quando vi mettete le zucchine in faccia, una maschera fai da te. Il decoratore prima di dipingere la casa maschera le finestre e la maschera per andare sott'acqua. Brava! Bravissima! Guarda, aspetta, faccio vedere, aspetta un attimo, perché altrimenti dico brava, ma poi non c'è la maschera. Guardala qua, aiutami Amedeo, aiutami. La maschera, c'era una maschera all'interno, bravissima, brava. Grazie, che allora, bello, sono felicissima. amica mia, innanzitutto grazie, se vuoi fare dei saluti, prenditi un po' di tempo. Sì, tutta la mia famiglia che è qui con me, abbiamo ragionato già da ieri che stavamo ragionando. Che bello, sono contento. L'ultima telefonata del giovedì. Questo mi fa proprio felice, anche perché questo gioco ha portato tante telefonate e sei arrivata tu con maschera. Pulcinella prima vicinissimo, perché se diceva maschera era giusto, ma Pulcinella non era fuori. Comunque, grazie davvero. E manda un messaggino gentilmente al 348 80 40 254 col tuo numero di telefono, così io ti spiego bene come andare a ritirare lo zaino. Grazie. Grazie mille. Ciao. Hai capito, Amedeo? Sì, ma l'avevo indovinato io. Tu l'avevi capito? Ho aiutato Napoli, anche poi hai un detto po'. Pulcinella, arrivederci e grazie, si era capito. Vabbè, poi Napoli io intendevo Osimhen, no? La maschera che teneva per proteggere il naso. Molto più popolare quella di Pulcinella che Molti mi dicono, sì, ma non so poi. Molti mi dicono, ma come fai? Perché le fai così difficili? È semplice, perché se le faccio facili ormai con internet ti arrivano subito. Esatto, e quindi grazie ragazzi, e adesso andiamo a leggere i messaggi arrivati fin qui. C'è pochissimo tempo, se dimentichiamo qualcuno chiediamo scusa. Era pronta anche la richiesta di Peppino Di Capri, la faremo la prossima volta. Questa sera è andata un po' così, siamo un po' in ritardo. Vai Fabri, fammi leggere un po' di messaggi. Auguri amiche care per il vostro locale, fermata 89 a San Secondo di Pinerolo. Un abbraccio da Enrico Amedeo, siete bellissimi, auguri. Ciao, grazie. Fermata 89, ma vi vengo a trovare volentieri, sì. Grazie. Auguro buona serata a tutta Casa Peretti. Baciotti Silvia da Montalciata. Grazie Silvia, grazie. Ciao nonnino. Ciao Gabri. Che bello questo, che bella cosa. I miei nipoti. Quanta bella musica con te. Grazie Dani. Grazie Dani, come dico sempre, ce la mettiamo tutta. Dai regia. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, grazie mille, questo zaino ottimo prodotto, è stata dura l'intervista, emozionante, comunque è andata bene, spero, è andato benissimo. Un abbraccio a tutti voi, grazie ancora. La zia Marta, ciao Gianni da Torino, ciao Gianni, grazie, ti salutiamo anche la zia Marta. La zia Marta appesa allo zainetto, non l'avevo visto, bellissimo. Regia, riusciamo a tornare indietro di uno? So che è tardi, ma è bellissima questa cosa insieme. Guarda, c'è il portachiavi che aveva vinto della zia Marta, legata giustamente allo zainetto Rete 7. Questa è stupenda, l'ho visto dopo. Grazie. Iniziano le serate fresche autunnali, ma la compagnia di Enrico riporta il sole nelle nostre case. Un abbraccio da Alfonsina e Germano, Euro 2. Euro 2, intendete la mia macchina? No, Euro 2. Vabbè. Ciao Enrico, siete grandi, dal tuo migliore amico Andrea di Borgo Manero, sempre presente. Ciao Andrea, grazie. Mi fai per favore amico e ciao da Elena. Va bene, la mettiamo in programma se non domani sera, la prossima settimana. Grazie Elena.
un altro bellissimo brano di Renato Zero. Un caro saluto a te e agli amici di Casa Peretti, mi farebbe piacere averti con noi il 12 ottobre per la manifestazione dedicata a Greta. Gigi, di noi ci siamo ODV, vediamo se riusciamo a combinare questo incontro. Grazie Gigi, ciao Casa Peretti, buona serata, sempre al top, bentornato ad Amedeo e la sua bravura. Michela da Torino. Grazie Michela, gentilissima Michela. Ciao ragazzi, vorrei ascoltare se possibile Quando l'amore di Ramazzotti, emozione dopo amore. Grazie, lo chiede Milena. Va bene, quando l'amore, non mi ricordo, però emozione dopo amore. Va bene, grazie Milena, andrò a ascoltarmela e vediamo di metterla in programma per la prossima settimana. Ciao Enrico Peiretti, faccio la richiesta di una canzone che ho sentito per caso dei Santa Rosa, Souvenir, se è possibile ascoltarla. Grazie mille Renata, va bene. Sì, la sì. sai? Sì, Amedeo, sì, quindi assolutamente. Amedeo ha già 2 canzoni per te, quindi prossima volta. Grazie mille di esserci Enrico Favoloso Grillo. Mi canti quello che vuoi di Nino D'Angelo? Ti voglio bene, tra un po' vado a nanna, se potete adesso, grazie. Allora, le richieste le facciamo Ok, quando grazie. riusciamo, però prossima volta facciamo anche un brano di Nino D'Angelo. Bravissimo Peretti, ottima versione classica e rock insieme per il brano Margherita. Bene, buona serata. Fulvia Nerino, il mio gattone. Ciao Fulvia, ciao Nerino, grazie. Ciao Enrico, grande inizio con i Pooh e Cocciante. Un saluto da Amedeo, buona serata e buona musica. Massimo da Venaria, grazie Massimo. Grazie. Un caro saluto alla cugina Sonia che vive a Magliano d'Alpi e ai suoi 2 figlioletti Alessio e Matteo. Bacioni da Ceva, Daniela e Luca, quindi salutiamo Sonia, Alessio, Matteo, Daniela e Luca. Grazie ragazzi, un grande saluto al maestro Amedeo, al grande Enrico e a tutta Casa Peretti, Giovanni e Silvia ad Alessandria. Grazie. Ciao ragazzi, buona serata. Cari amici di Casa Peretti, ciao Amedeo ed Enrico. Amicone mio, visto che ci conosciamo da tanto tempo, ti volevo dedicare una canzone dei Pooh. Un vero amico, perché tu, oltre ad essere un bravo presentatore, per me sei un vero amico. Un saluto a tutto lo staff di Rete 7 ed anche al mio amico fratellino Giuliano. Ti voglio tanto bene, Enrico da Coligno. Ciao Enrico, grazie. Allora Enrico, facciamo così, per una volta cantamela tu a me, ti fai un piccolo video, me lo mandi, lo mandiamo in onda e grazie di cuore. Ciao Enrico, ciao Amedeo. Enrico, la tua versione di Margherita tra rock e sinfonico a me è piaciuta tantissimo, lo dice Andrea, grazie. Grazie. Vuol dire che queste 7-8 ore di lavoro che ci ho messo hanno reso i suoi frutti. Ciao Casa Peretti, Amedeo sempre bravi, anche Enrico. Bella serata. Grazie Lili, grazie. Grazie Lili. Purtroppo il tempo è quasi scaduto, dai. quasi. Che grinta questa sera Amedeo, baila che luci. Ciao Ale, grazie. Il nostro Amedeino. Ciao Amedeo, bravo, buona serata Rosalia. Ciao Rosalia, un bacio. Ciao Rosalia. Ciao, sono Valeriana, moglie di Fulvio, siete stupendi, grazie! Ciao Valeriana, grazie. Forza Casa Peretti, la trasmissione più affascinante delle ore 20, musica italiana almeno orecchiabile da tutti noi. Enrico, sei tutti noi, Amedeo con la sua voce napoletana e la sua simpatia. Torno a dire forza Casa Peretti, forza Enrico, forza Amedeo, un saluto da Tino e Betta, grazie! Ciao Tina, ciao Betta, Grazie! Ragazzi, abbiamo ancora dei messaggi. Luciano De Brandizzo, lo salutiamo. Buonasera Casa Peretti. Ciao, insieme Luciano. siete sempre qualcosa di grande. Bella la scaletta, bei brani. Grazie Luciano. E voglio ringraziare tutti. Abbiamo vinto, sì! Bravissime. Ragazzi, è stata una bella serata. Domani sera qui con me Luciano Bianchini, la sua chitarra. E ci sarà un altro gioco, un altro premio. Stasera devo mettermi lì e cervellarmi su cosa mettere dentro lo zainetto. Non potevo aspettare domani. Una bella Guarda cosa ha scritto la regia. Salutare! Salutare! Ci vediamo domani. Amedeo Grillo! Ciao, buona serata. Ciao. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peretti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te, dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle